Erano le 5 del mattino. È finito contro un albero uscendo di strada autonomamente con la sua punto bianca in via Fausta a Eraclea. Ne è uscito illeso, ma Dennis Dorigo, 35enne originario di Eraclea, residente a Caorle, non sapeva che poco dopo avrebbe trovato la morte. Una tragica morte, proprio da chi si era fermato per prestargli soccorso. Il conducente, 59enne di un camion della nettezza urbana, che vedendo l'auto semidistrutta si è fermato per capire se il 35enne stesse bene, nonostante fosse già sceso dall'auto e che avrebbe detto di non aver bisogno di alcun soccorso. A quel punto il camionista è ripartito, avvisando comunque carabinieri e 118 e senza accorgersene ha investito Dorigo. Dal luogo dell'impatto contro l'albero il corpo del 35enne è stato poi trascinato per alcuni metri fino ad arrivare qui, quando il camionista si è reso conto che era accaduto qualcosa. Sulla dinamica ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Dalla testimonianza del camionista sotto shock dopo l'accaduto, sembra che il 35enne non avesse gradito la sua chiamata ai soccorsi. Forse poi, una volta risalito sul camion, Dorigo si è spostato in un punto non visibile dall'interno dell'abitacolo e il camionista non l'ha visto. Tutto ora è nelle mani dell'autorità giudiziaria che deciderà se indagare o meno per omicidio stradale il conducente del camion, mentre si attende anche l'esito delle analisi sul corpo della vittima che ieri sera si sarebbe recato ad un appuntamento di lavoro. C'è poi un altro aspetto che si sta cercando di chiarire. Nella pagina Facebook 6 di Eraclea Se è comparso il post di un residente che chiede aiuto per trovare una punto bianca che ha danneggiato la sua auto parcheggiata in via Martiri della Libertà.